Sindaco, innanzitutto dopo la vittoria, dopo che è arrivato al Comune, che situazione ha trovato? Ma la situazione del comune di Castrofilippo è quella di un piccolo comune con tanti problemi, perché ha un problema di deficit finanziario a cui i commissari nei 2 anni di amministrazione straordinaria hanno cercato di porre rimedio. Dai dati numerici risulterebbe diciamo, una situazione di parità finanziaria, però in effetti il Comune ha problemi di cassa, tant'è che stiamo procedendo per un'anticipazione di cassa al fine di far fronte nell'immediato alle necessità di pagamento degli stipendi e delle spese correnti. Da 2 anni il Comune commissariato è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, quindi lei capisce bene che comunque avrà i riflettori puntati addosso. Ma questo non può che farci stare maggiormente tranquilli, perché nel nostro programma c'era proprio l'obiettivo di rendere il Comune di Castrofilippo un'amministrazione trasparente. Come punto di riferimento nostro ed è la legalità e il lavoro diurno costante per affrontare i problemi di Castrofilippo nel massimo della trasparenza degli atti amministrativi. Quindi noi continueremo il modo di amministrare il Comune così come hanno fatto i commissari durante la loro gestione straordinaria. Quando uno viene eletto solitamente si pone un primo obiettivo, no? A breve termine. Entro i primi 100 giorni farò cosa? Speriamo di risolvere il problema della spazzatura. Abbiamo già cominciato a prendere coscienza del problema della gestione dei rifiuti. Abbiamo già un primo incontro la settimana prossima con i dirigenti della GESA, dai quali vogliamo risposte precise sulla raccolta al Comune di Castrofilippo e sui costi del servizio, perché non è possibile pagare senza sapere per quale servizio il Comune e quindi gli utenti sono costretti a sborsare decine e decine di euro.